Manicomio provinciale di Padova, pianta generale, illustrazione opera di un degente. La legge numero 36 del 14 febbraio 1904 detta disposizioni sui manicomi. All'articolo 1 debbono essere custodite e curate nei manicomi le persone affette per qualunque causa da alienazione mentale, quando siano pericolose a sé o agli altri o riescano di pubblico scandalo. A seguito della legge è istituito il manicomio, eretto, inaugurato nel 1907 con il suo regolamento organico sanitario amministrativo a Padova. Il manicomio provinciale di Padova è principalmente determinato ad accogliere e curare gli alienati poveri, il cui mantenimento sta per legge a carico della provincia. Le entrate del manicomio provinciale sono costituite dai seguenti cespiti: dalle rette dei malati che non stanno a carico della provincia, dalle pensioni dei malati dozzinanti, dall'eventuale lavoro dei ricoverati, dalla rendita dei terreni annessi allo stabilimento, dal fondo stanziato dal Consiglio provinciale per sussidi ai malati poveri dimessi o da eventuali legati o donazioni, da altre in genere. Tutto il personale addetto ai vari servizi del manicomio dipende direttamente dall'amministrazione provinciale. L'ordinamento interno del manicomio si compone di due divisioni: divisione prima, servizio sanitario; divisione seconda, servizio amministrativo. Alla prima divisione è preposto il direttore medico, che è anche il superiore sotto l'aspetto gerarchico disciplinare di tutti indistintamente i funzionari del manicomio. Il direttore ha piena autorità sul servizio sanitario e l'alta sorveglianza su quello economico per tutto ciò che concerne il trattamento dei malati ed è responsabile dell'andamento del manicomio nei limiti fissati dalla legge. Dal direttore dipende immediatamente il personale sanitario, di vigilanza, di assistenza e custodia dei malati. Il direttore ha l'alloggio senza molimiglia per sé e per famiglia nell'apposito fabbricato eretto nell'area manicomiale e deve tenervi la sua abituale residenza. La pianta organica del personale del manicomio provinciale di Padova è composta dal medico direttore, dai medici primari, dai medici assistenti, dagli assistenti straordinari gratuiti, dall'applicato di direzione del capo infermiere ispettore, capo infermiere ispettrice, capi reparto uomini e donne, infermieri di prima e seconda classe, dall'economo, l'applicato all'economo, dal curato, dal meccanico elettricista, primo o secondo fuochista, dispensiera, inserviente di cucina, portiere, viceportiere, fattorino, guardarobiere, capo lavanderia, lavandaie, ortolano, giardiniere, calzolaio, sarto, materassaio, falegname, cocchiere, carrettiere. Nel regolamento sanitario il direttore distribuisce e regola le funzioni dei medici assegnando a ciascuno i rispettivi reparti e le speciali attribuzioni, come pure le funzioni del personale di vigilanza e degli infermieri. Soprintende agli studi e ai lavori dei gabinetti scientifici. Provvede, con la somma messa annualmente a sua disposizione dall'amministrazione, agli acquisti di libri, degli strumenti a correnti e ha facoltà di ordinare al personale sanitario quelle ricerche scientifiche che egli ritenga utili nell'interesse dei ricoverati e della scienza. Ciascun primario, nel reparto assegnatogli dal direttore, ha sotto la vigilanza del direttore e seguendo le norme generali da questo stabilite, la responsabilità della cura, dell'assistenza e custodia degli ammalati e di ciò che riguarda la disciplina del servizio. Possono essere accolti ammalati di mente di ambo i sessi
non poveri purché corrispondano alla dozzina stabilita. Qui vedremo delle immagini dei dozzinanti e delle relative stanze, sale, sala da pranzo, soggiorno, sala ricreazione. E andiamo nel reparto dei poveri. L'ispettore e l'ispettrice contribuiscono all'istruzione pratica degli infermieri e delle infermiere e i novizi, ammoniscono i dipendenti e li correggano in caso di inesperienza e di lievi errori ed omissioni. I capi reparto maschili e femminili hanno in consegna e custodia tutti i malati del padiglione cui sono addetti e sono responsabili dell'andamento del servizio, della sicurezza, del trattamento dei malati medesimi. Essi sono alla immediata dipendenza dell'ispettore o dell'ispettrice e lo coadiuvano in tutti i doveri per il migliore funzionamento del servizio. Hanno in consegna tutti gli oggetti mobili esistenti nella loro sezione ed in modo in particolare le biancherie e le vesti, nonché le stoviglie, i bicchieri, le posate. Gli infermieri dipendono direttamente dall'ispettore e dai capi reparto sotto gli ordini del direttore dei medici. Il loro ufficio è quello di sorvegliare e assistere a tutti i bisogni malati che a ciascuno di essi sono affidati, vigilando che i malati non nuociano a sé agli altri e che non si allontanino dal reparto, curando per quanto è possibile che si occupino a quei lavori ai quali i medici li hanno adibiti, istruendo dove occorra e incoraggiandoli con la loro parola e l'esempio. Gli infermieri hanno l'obbligo assoluto di trattare sempre, in ogni caso, i malati con amorevolezza, senza mai redarguirli aspramente né minacciarli né deriderli, senza ribattere le ingiurie alle quali fossero stati segno. Alle violenze devono opporre una semplice difesa, non mai rispondere con altre violenze ed offese. Nessuno di loro dovrà mai presentarsi da solo, a solo di fronte a un malato agitato o impulsivo. Gli infermieri che inveissero contro un malato sarebbero non solo immediatamente licenziati, ma denunciati all'autorità giudiziaria per i provvedimenti di legge. Il loro contegno, sia coi capi che con i malati, deve essere disciplinato, serio, corretto, da persone che sanno di esercitare non un semplice mestiere, ma anche un'opera altamente umanitaria e comprendono la responsabilità di cui la società li ha investiti. Per essere promossi infermieri effettivi bisogna inoltre aver compiuti 21 anni, aver frequentato la scuola per infermieri e aver riportato l'idoneità in seguito all'esame teorico-pratico. Il capo lavanderia dirige il servizio di lavanderia e ne fa la responsabilità. Esso riceve in consegna dai capi reparto gli oggetti di biancheria e di vestiario che devono essere lavati, ne tiene esatta nota e ne fa la debita riconsegna al guardaroba. I degenti che sono in grado possono eseguire alcuni lavori. Si tratta di ergoterapia, lavori quotidiani che mantengono i degenti a contatto con la realtà e potranno, se possibile, essere dimessi e svolgere il loro lavoro anche nella società. Lavoro di ricamo e rammendo, lavoro di ricamo e rammendo, la cucina. Il sovrintendente alla cucina dirige tutto l'andamento della cucina
in specie per ciò che riguarda l'ordine, la polizia e la regola disciplinare di cui ha la responsabilità. Riceve in consegna dalla dispensiera i generi necessari per i viti quotidiani, sorveglia la confezione delle vivande da parte del cuoco, presenzia e regola la distribuzione di esse per i singoli reparti, a norma delle tabelle rilasciate dalla direzione medica. La cucina e la dispensa. Il soggiorno interno. Altri luoghi di soggiorno, il refettorio dei poveri, ancora il refettorio, sala soggiorno, lavori eseguiti sia dagli operai dipendenti del manicomio sia dai degenti in grado. I preposti ai laboratori e alle officine cui prestino opere i ricoverati sono parificati per i loro doveri disciplinari e di sorveglianza sui malati ai capi reparto, provvedono al cambio regolare col guardaroba, prendono nota degli oggetti ricevuti e di quelli restituiti. Il personale addetto alle macchine deve adempiere tutti i servizi che riguardano il funzionamento degli impianti per il riscaldamento a vapore, per la conduttura dell'acqua potabile, per i bagni, per la lavanderia, per la cucina, per l'illuminazione e le suonerie elettriche, per i telefoni interni, nonché tutte le mansioni di indole meccanica e febbrile che possono occorrere al manicomio. Officina meccanica. A ciascuna delle lavorazioni speciali istituite da istituirsi nello stabilimento, giardinaggio ed ortiglia, sartoria, calzoleria, laboratorio di tappezzeria e materassaio, di falegname, vetraio, di lattoniere, è preposto un esperto operaio al quale possono essere affidati, per coadiuvarlo nel rispettivo lavoro, uno o più ricoverati. Ciascuno di tali operai quindi ha il doppio ufficio di attendere personalmente e secondo gli ordini impartiti alla direzione e dall'economato al proprio mestiere, eseguendo i lavori ex novo o di riparazione che gli vengono richiesti, ed inoltre di istituire e dirigere i ricoverati destinati ad aiutarlo, dei quali ha in pari tempo la custodia e la sorveglianza con tutti i doveri dei comuni infermieri. La colonia agricola con l'interno che deve essere assimilato a una casa di campagna, i lavoratori, i lavoratori della colonia agricola che provvede al sostentamento del manicomio, i suini allevati in manicomio, la porcilaia. Grazie per l'attenzione.